dimette il segretario particolare dell'ex assessore Di Mauro, Giovanni Campagna, e l'antimafia regionale chiede l'acquisizione degli atti per aprire un'inchiesta. E ancora, su AICA, Silvio Cuffaro è sempre molto critico. Dopo anni di abbandono, inaugurazione oggi della palestra distrettuale sita nei pressi di via Ugo La Malfa, e Roberta Zicari ai nostri microfoni risponde sulla sua probabile candidatura a sindaco. La Lidl è in crescita esponenziale, ma i turni dei lavoratori insostenibili, sciopero nazionale unitario, aderisce anche l'Agrigentino. Fratelli d'Italia pianta il seme della legalità in ricordo della strage Falcone nella villetta Rosmano Valenti. Oggi la cerimonia. Ordine dei medici, il presidente Pitruzzella dice è fondamentale la prevenzione oncologica, necessitano più screening. Rissa, Racalmuto in comunità di accoglienza, arrestato perché viola il divieto di dimora ad Agrigento. Uomo ferito a coltellate a Licata, muore 38enne per ribaltamento auto nel Messinese. Vigili del fuoco, al via la preselezione per soccorritore acquatico. E per lo sport, presentata all'Atletico Agrigento, nasce una nuova squadra di calcio. Il presidente Fodale ai nostri microfoni, ancora playoff, promozione e finale Under 15. Bentrovati dalla redazione di TVA Notizie. In apertura l'inchiesta su appalti e mazzette perché si è dimesso Giovanni Campagna. Il nome del 45enne ravanusano figura nella lista dei 14 indagati nell'inchiesta della Procura di Agrigento sul presunto giro di appalti truccati dietro il pagamento di tangenti. Giovanni Campagna si è dimesso dall'incarico di capo della segreteria particolare dell'assessorato regionale all'energia. Le sue dimissioni sono state accettate dal nuovo assessore Francesco Colianni, che dopo aver preso il posto il mese scorso di Roberto Di Mauro aveva confermato Campagna nel ruolo di capo della sua segreteria. Sulla vicenda anche il deputato Lavardera aveva presentato un'interrogazione e chiesto le dimissioni. Campagna, in concorso con l'ormai ex assessore regionale e attuale deputato all'Ars Roberto Di Mauro, il dirigente dell'UTC di Licata Sebastiano Alesci, quale componente della commissione, e l'imprenditore Giuseppe Capizzi, sindaco di Maletto, tutti indagati, e accusato di turbativa d'asta nell'ambito dell'appalto per un importo di 37 milioni di euro per il rifacimento della rete idrica di Agrigento. E ancora restiamo sull'argomento perché l'antimafia vuole vederci chiaro sull'inchiesta di questo appalto relativo alla rete idrica, e per questo ha promosso un'indagine che con molta probabilità riguarderà anche quasi certamente il deputato regionale ex assessore all'energia Roberto Di Mauro. L'iniziativa è del presidente Antonello Cracolici, che prossimamente acquisirà gli atti necessari per capire come stiano i fatti. E parliamo di AICA adesso. Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, in questi giorni non si è risparmiato nel sottolineare le inefficienze di AICA, la società che gestisce il servizio idrico in provincia, e lo ha fatto anche ai nostri microfoni. Sindaco, lei è stato particolarmente critico. Giorni fa abbiamo dato notizia di un suo comunicato stampa verso i vertici dell'AICA. Ecco, ce la riassume brevemente? Io è da mesi che sono critico nei confronti della gestione AICA, e basta pensare che da quasi un anno che non fanno manutenzione sulla rete idrica del mio comune. Non c'è un piano industriale, non abbiamo una programmazione di ammodernamento delle reti, le reti vanno sempre più ad ammalorarsi.
Vorrei capire tra anni come ci troveremo. Ci troveremo sicuramente senza acqua nelle nostre famiglie. È necessario intervenire oggi, già siamo in ritardo di anni sull'ammodernamento delle reti, non è più possibile perdere tempo, bisogna mettere persone competenti, persone che abbiano le specializzazioni per poter gestire un servizio delicato e indispensabile come il servizio idrico integrato. Abbiamo commesso un errore, bisogna voltare pagina, prendere atto dell'errore che è stato commesso e andare avanti in modo diverso. E hanno aumentato anche la tariffa? Siamo stati costretti ad aumentare la tariffa perché la tariffa ha un effetto retroattivo 2024. Quando ti mettono a conoscenza che non si riesce a chiudere il bilancio 2024, e allora si è costretti, quindi non è una scelta discrezionale per l'amministratore o per il sindaco, ma diventa una scelta obbligata, perché se non avessimo approvato la tariffa dovevamo intervenire con i fondi di bilancio e poi ne dovevamo chiedere alla Corte dei Conti eventuali spiegazioni, perché non è possibile intervenire con fondi di bilancio per la gestione di un servizio idrico. Insomma, questa società continuerà o è fallimentare già all'interno degli stessi comuni che non pagano? Sì, quella che i comuni non pagano, ma la società è fallimentare perché non c'è un vero piano industriale, non c'è un piano di ammodernamento delle reti, non c'è un piano di programmazione e di manutenzione, è da tantissimi mesi che non si fa. Ora si è cercato di porre una soluzione affidando ai comuni la manutenzione delle proprie reti, quindi i comuni devono farsi carico della manutenzione, devono farsi carico di tante altre incombenze. Ed è stata inaugurata oggi la palestra distrettuale che si trova nei pressi di via Ugo La Malfa. Dopo 40 anni di attesa, finalmente la città potrà usufruire di questa struttura che sarà gestita da un pool di associazioni sportive. Assessore, dopo tanti anni si riapre la palestra, grazie anche al suo impegno? Sì, dopo tanti anni, diciamo, un successo storico che è della città, dei giovani ed è di tutto il mondo dello sport. Questa struttura non poteva e non doveva restare chiusa. Finalmente siamo riusciti nell'impresa. La palestra è stata assegnata a un pool, è stato fatto un bando, riepiloghiamo un po' la vicenda? Sì, è stata fatta, diciamo, una gara ai sensi della 36-2023 e quindi hanno, diciamo, preso in aggiudicazione una ATS, una situazione temporanea di scopo, di alcuni SSD e ASD, tra cui la pallavolo, pallamano, calcetto, karate, e quindi, diciamo, verrà gestita da queste associazioni ed è una cosa ottima. Sul campo di illuminazione del Seneto, sull'impianto di illuminazione, qualche novità? L'illuminazione Seneto, la gara è in corso e aspettiamo l'aggiudicatario per consegnare i lavori immediatamente. Sindaco, un impianto che torna alla città dopo 40 anni. Sì, oggi è un evento importante per la nostra città e si ridà alla città, ai cittadini, ai giovani, alle scolaresche, alle associazioni sportive, si dà questo spazio meraviglioso. Abbiamo lavorato tanto, ringrazio i miei assessori, Piparo, Principato e Ciulla e tutto il resto della giunta per il lavoro proficuo e finalmente oggi possiamo inaugurare questa meravigliosa struttura. Presente perché oggi veramente è una festa per lo sport agrigentino. Dopo 40 anni, più di 40 anni, finalmente questa meravigliosa struttura viene aperta grazie al lavoro degli assessori allo sport Ciulla e Piparo e l'assessore delle infrastrutture che è Principato. Grazie a questa amministrazione veramente diamo alla città un impianto importante per i ragazzi che si trovano in una periferia della città che, diciamo, vive in una fase delicata come tutte le periferie e questo è un segnale importante di civiltà e soprattutto anche di legalità. Quindi sono qua a omaggiare il lavoro che è stato fatto, sono felice veramente di questa apertura di questo impianto. Nino Di Giacomo è stato un po' il promotore di questa cordata di aziende sportive che si sono aggiudicate e hanno partecipato al bando e se lo sono aggiudicati. Ecco, è un impegno notevole perché gestire un insieme di persone, gestire anche gli orari, gli agonismi, insomma è un po' difficile, Nino. Hai detto bene, sarà un impegno molto gravoso, però sono sicuro
che riusciremo nel nostro intento a dare spazio a tutti coloro che ce ne faranno richiesta, oltre che naturalmente alle società che fanno sport ad Agrigento, mi riferisco alla pallamano, al calcio a 5, quindi questa struttura finalmente possiamo dire che è in mano agli sportivi e possibilmente ci sarà anche l'opportunità di fare anche altri eventi, perché si presta a una multidisciplina di prestazioni. Ecco, ci ricordi quali sono le imprese del pool? Sì, praticamente la Maccalub è il capofila di Aragona, mentre i componenti dell'ATS sono la Girgenti Pallamano, l'Agra Casse Futsal, la Fortitudo Agrigento e la Prosport Ravanusa. È importantissimo, quasi non ci credevamo. Abbiamo giocato dei campionati di un certo livello fuori dalle mura casalinghe. Siamo stati ospitati dal sindaco di Palma di Montechiaro nelle loro strutture e mi vado a ringraziare il dottore Castellino. Abbiamo giocato allo Sport Village per diversi anni. Era un sogno a cui si pensava, a cui con i 4 soci che abbiamo costituito questa società per la gestione, per la richiesta della gestione di questo impianto, alla fine il sogno diventa realtà. Oggi stiamo vivendo un sogno dopo più di 40 anni, credo 45 anni. Il prossimo anno giocheremo qua, sarà un gioco diverso, sarà un gioco degli agrigentini. Oggi ci troviamo primi in classifica in Serie B e purtroppo non possiamo fare il salto di categoria perché fino all'ultimo minuto non ci credevamo, ma la promessa di chi giocherà su queste mura è di fare uno sport a livelli altissimi. Noi il prossimo anno sicuramente giocheremo un campionato nazionale di Serie A. Oggi anche lei ha voluto dare questo suo apporto a un momento bello della città. Ma in realtà la federazione ha dato il massimo apporto, tenuto conto che stiamo inaugurando un palazzetto per una manifestazione totalmente finanziata dalla nostra federazione, quindi credo che più di questo come contributo non potevamo dare. La manifestazione oggi ha un suo svolgimento, quale? Sì, oggi in occasione proprio del taglio del nastro per l'ingresso in questa struttura si svolgerà il trofeo delle province per ragazzi tredicenni della Federazione Italiana Pallamano. Ci sono tutte le 9 province, si giocherà tutta la giornata di oggi e tutta la giornata di domani. E noi abbiamo parlato con Roberta Zicari, consigliere comunale di Agrigento, che da sempre è all'opposizione nei confronti dell'amministrazione Miciche e ci ha risposto anche sulla domanda sulla quale si parla tanto, se o no potrà essere una delle candidate a sindaco per le prossime elezioni. Vediamo cosa ci ha detto. Roberta Zicari, consigliere comunale della DC, una forte opposizione presente. Ecco, parliamo di questo momento qui, ma anche delle tue forti prese di posizione verso ciò che è stato gli ultimi avvenimenti legali in città. Sì, intanto noi siamo presenti a questa inaugurazione perché abbiamo fatto anche tante interrogazioni per stimolare e quindi quando c'è un momento bello per la città noi sicuramente siamo propositivi e siamo contenti. Dopodiché noi siamo una posizione molto costruttiva e continuiamo a incalzare il sindaco anche sul tema dell'acqua e di quello che sta accadendo in queste ore in città. Abbiamo chiesto un consiglio straordinario appunto per sentire la sua parola, per sentire che cosa accade, per sentire l'AICA, ma ovviamente ancora nessuna risposta. Per noi è importante che comunque l'appalto delle reti vada in porto perché la città ha assolutamente bisogno di questa infrastruttura, che intervenga la procura, che intervenga il prefetto e che diano un criterio per capire come sviluppare l'appalto e soprattutto che il sindaco convochi questo consiglio straordinario per spiegare alla cittadinanza che cosa sta succedendo, come cambiano gli equilibri, che cosa pensa, cosa vuole fare. Ovviamente la scadenza naturale di questa amministrazione è il prossimo anno, maggio 2026. Noi siamo sempre pronti al voto, qualora qualcuno volesse fare un passo indietro e non ci tiriamo indietro. Molti dell'opinione pubblica si chiedono, dopo questi tormenti che sono successi, questi tornati un po' legali, se non è il caso di sciogliere tutto e andare al voto subito. Ma noi lo pensiamo e lo chiediamo da tanto, però una sfiducia al sindaco è un atto
particolarmente brutto, delicato, ma comunque servono 16 voti su 24 e noi onestamente come opposizione non li contiamo. Il sindaco potrebbe aprire una riflessione, mancano l'ultimo anno di mandato, potrebbe chiedere aiuto a tutta la città, potrebbe lui stesso rivalutare, perché comunque siamo l'anno di capitale della cultura, ci sono tante cose da fare. Però ecco, soprattutto in questa città manca la squadra. Io sento dire nomi, no, non serve l'uomo solo al comando, serve una squadra, anzi un appello, tutti gli agrigentini che ci vivono, che hanno a cuore la città, che vogliono spendersi per il territorio, facciamo squadra, perché Agrigento è una graziosa cittadina di circa 60.000 abitanti, dove se tutta la città si mette insieme e collabora, riusciamo a diventare quella città meravigliosa dell'antica Grecia. Diversamente resteremo fermi al palo come purtroppo anche siamo. sul capitale della cultura, insomma, stiamo assistendo a un flop, non se ne parla, poca informazione, poca pubblicità. Anche voi come gruppo siete stati molto determinati su questo. Sì, io l'ultimo consiglio con noi abbiamo fatto l'atto di indirizzo per chiedere al sindaco di venire entro il 31 maggio, quindi a giorni, a dire semplicemente se ha intenzione di fare il bando dedicato alle associazioni del territorio per i progetti collegati al capitale della cultura o meno, perché comunque Capitale della Cultura è un progetto che deve quantomeno animare il territorio. Tagliare fuori le nostre associazioni è veramente un fatto politicamente grave. Si dice che lei sarà una delle candidate a sindaco il prossimo anno, cosa c'è di vero? Io faccio squadra, io faccio il collante, l'uomo né la donna da sola può cambiare le sorti di questa città, però sono disposta a fare squadra con chi veramente ama questa città e vuole migliorarla. Parliamo adesso di lavoro con lo sciopero nazionale dei lavoratori della Lidl, che ha registrato una massiccia adesione anche in Sicilia, ad Agrigento, a Porto Empedocle. L'azienda è in crescita, dicono i dipendenti, ma le condizioni di lavoro assolutamente insoddisfacenti. Sentiamo. Oggi a livello nazionale uno sciopero unitario dei lavoratori della Lidl, anche Agrigento in parte aderisce, così come tutta la Sicilia. Perché questo sciopero? Noi ci troviamo qui perché oggi siamo la vera forza motrice dell'azienda, siamo qui a combattere per i nostri diritti, perché ci ritroviamo in una situazione in cui abbiamo combattuto per delle trattative che non sono state portate a termine, tra cui ci ritroviamo a lavorare in un organico, diciamo, insufficiente per tanti lavori che dobbiamo portare a termine. Stiamo combattendo per dei contratti che non sono stati rinnovati, per degli orari di lavoro che per quanto mi riguarda e per tutti sono disumani, tra cui terminare i turni oltre le 22 della sera. Ci troviamo qui anche perché chiediamo un aumento di stipendi, perché per quello che facciamo, per il tipo di lavoro che è diventato e per la situazione sociale in cui ci ritroviamo, gli stipendi sono davvero scarsi rispetto alla società in cui viviamo. Siamo qui per portare a termine i nostri diritti, perché nessuno ci ascolta, e speriamo che in questo sciopero le nostre richieste vengano portate a termine, avanti. Siamo qui, io faccio parte di un gruppo di giovani che cerchiamo di vivere in questa società davvero difficile, in cui tra tanti problemi cerchiamo solo di essere rispettati, di lavorare con dignità, perché attualmente io come tutti non ci sentiamo rispettati. Lavorare con dignità. Io penso che il lavoro sia importante, ma in primis lavorare sereni è quello che rende la vita più facile, anche perché noi dopo il lavoro abbiamo una famiglia e dobbiamo andare a casa sereni e felici, non insoddisfatti e non sentirci mortificati come in questo ultimo periodo. Quindi combattiamo per i nostri diritti con la speranza che vengano rispettati e noi tutti veniamo rispettati. Tra l'altro la Lidl è un'azienda il cui fatturato è in costante crescita. Sì, è una multinazionale, siamo in Europa, siamo anche fuori dall'Europa e ci aspettiamo, dato che è un'azienda così solida e che porta davvero un alto fatturato, ma obiettivamente siamo noi che ci ritroviamo davanti al cliente, noi siamo l'ultima parte che ha a che fare col cliente. Chiediamo solo che il rapporto con il cliente è importante, se noi siamo soddisfatti il cliente è soddisfatto, se noi lavoriamo male il cliente se ne accorge e di conseguenza non si lavora bene. Chiediamo soltanto che rispettando i nostri diritti noi lavoriamo più sereni e sicuramente l'ambiente diventa come ci aspettiamo noi, un ambiente sereno, fatto di rispetto, dignità, e la squadra sicuramente lavorando così porterebbe a termine tutto.
Piantiamo il seme della legalità in ricordo della strage di Capaci. L'iniziativa si è tenuta presso la Villetta Rosetta Romano Valenti, sita nei pressi della prefettura, per onorare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. È stata un'iniziativa voluta da Fratelli d'Italia e da Gioventù Nazionale di Agrigento. Oggi piantate un seme per la legalità per ricordare la strage di Capaci. Sì, oggi ci troviamo qui nella Villetta Rosetta Romano per la commemorazione in memoria della strage di Capaci, in cui hanno perso la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 uomini della scorta. Il sacrificio di questi 3 eroi è stato molto significativo, perché da quella strage il popolo siciliano ha trovato il coraggio di ribellarsi al fenomeno mafioso, un fenomeno che purtroppo non è soltanto siciliano, ma che si è esteso in tutta Italia, ma che in Sicilia continua a persistere, perché la mafia prova a infiltrarsi, prova a condizionare le scelte della politica e dell'imprenditoria, e quindi bisogna parlare di mafia, bisogna tenere sempre i riflettori accesi, perché farlo significa non arrendersi, e soprattutto per noi giovani significa credere in una Sicilia sempre migliore, in cui il valore della legalità possa essere sempre messo al primo posto. Assessore, lei è presente qui a questa manifestazione che è fortemente voluta da Fratelli d'Italia e d'Azione Giovani? Assolutamente sì, è un'iniziativa che ha il compito fondamentale di ricordare, perché ricordare le vittime innocenti di mafia è uno strumento importante per poter far sì che il problema mafioso venga debellato definitivamente dalla nostra terra. Ricordare la strage di Capaci è uno di questi casi. Oggi la ricorrenza della morte di Giovanni Falcone, della moglie dei 2 uomini della scorta, è un momento importante, ma non vanno ricordati solo nelle ricorrenze della loro morte, ma vanno ricordati 365 giorni l'anno. Iniziative come queste, fortemente volute dal gruppo dei Giovani Fratelli d'Italia e dal Comitato Distrettuale, è un momento importante per poter portare avanti la memoria di chi ha sacrificato la sua vita per il bene comune. Palandinoro, ieri la strage di Capaci, oggi qui ad Agrigento cercate di piantare un albero per ricordare appunto Falcone, che fu ucciso insieme alla moglie. Sì, oggi 24 maggio insieme al coordinamento cittadino, a Gioventù Nazionale e in collaborazione con tutto il nostro gruppo consiliare assessoriale vogliamo piantare un seme di legalità. È un segno importante che vogliamo dare alla nostra città in ricordo di una data, di un momento tragico che ha segnato purtroppo la storia del nostro paese, che è appunto la strage di Capaci, nella quale persero la vita il giudice Falcone Borsellino, il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. E adesso sanità, i medici di famiglia e ASP insieme per sensibilizzare i cittadini. Lo screening oncologico può salvare la vita. A noi interessa la salute del cittadino, ecco perché non ci stancheremo mai di sensibilizzare la popolazione alla prevenzione e quindi agli screening oncologici. Con queste parole Santo Petruzzella, presidente dell'Ordine dei Medici di Agrigento, ha aperto i lavori al convegno sul tema gli screening oncologici incontrano i medici di medicina generale, svoltosi ieri pomeriggio, rivolto ai medici di famiglia e ai medici dell'ASP. I medici di famiglia, dice Petruzzella, sono il tramite per sensibilizzare la popolazione a sottoporsi agli screening oncologici. Certo, l'ASP fa tanto, poi continua affinché le persone target eseguano gli screening per individuare la presenza di neoplasie che, se scoperte in tempo, hanno una guarigione del 100%, ma al contrario, conclude Petruzzella, più si ritarda nella diagnosi, più la percentuale di guarigione diminuisce. E prosegue l'impegno della Questura di Agrigento per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare verso i reati legati alla violenza domestica.
Prosegue l'attività della Questura di Agrigento finalizzata ad assicurare in tutto il territorio provinciale la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica con costante impegno dedicato alla prevenzione della criminalità comune e organizzata. A tal riguardo, nel periodo in esame, il questore di Agrigento Tommaso Palumbo ha emesso 14 provvedimenti di ammonimento, di cui 12 d'ufficio a seguito di mirate attività di monitoraggio del fenomeno della violenza domestica in contesti familiari e affettivi, condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine. In particolare si tratta di contesti familiari all'interno dei quali si sono consumati comportamenti di violenza, minacce e lesioni all'interno di relazioni tra coniugi, conviventi o ex, nonché condotte vessatorie e aggressive da parte dei figli nei confronti dei genitori. Inoltre 4 sono stati gli ammonimenti emessi dal questore a seguito di istanze avanzate da vittime di reati persecutori. Sempre in tale ambito ben 4 sono state le irrogazioni delle misure della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emesse su proposta del questore dal Tribunale Misure di Prevenzione di Palermo, che ha disposto tra l'altro le modalità di controllo elettronico per una maggiore tutela della vittima. Si tratta di contesti di violenza domestica particolarmente gravi, in cui le condotte di maltrattamento sono state perpetrate in 2 casi nel comune di Licata ai danni dell'ex coniuge, con continui pedinamenti, appostamenti, incessanti contatti telefonici e minacce di morte, nonché con violenze fisiche e psicologiche. In un altro caso, le condotte commesse nei comuni di Sciacca ai danni della moglie sono state poste in essere anche con incessanti pedinamenti, insulti e minacce. L'ultimo caso è avvenuto nel comune di Canicattì e ha riguardato le gravi condotte di maltrattamenti nei confronti della convivente. Consiste in percorse lezioni con reiterate umiliazioni, minacce e anche l'uso di un coltello a serramanico della lunghezza di 17 cm da parte del soggetto preposto. Contestualmente 6 sono state le nuove proposte a firma del questore depositate innanzi al tribunale competente, finalizzate all'emissione delle medesime misure di prevenzione riguardanti comportamenti violenti commessi in contesti familiari. Nell'ambito della lotta e prevenzione alla criminalità comune, invece, 12 sono i provvedimenti di avviso orale e 5 i provvedimenti di foglio di via obbligatorio emessi dal questore di Agrigento nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose in ambito provinciale per le azioni poste in essere per i precedenti penali e pregiudizi di polizia commessi. Qualche notizia di cronaca. Rissa in una comunità con coltelli e spranghe, c'è stato un ferito e sono stati arrestati 4 giovani. È accaduto in una comunità di accoglienza per ragazzi migranti in territorio di Racalmuto. 4 giovani per futili motivi se le sono date di santa ragione anche con l'uso di coltelli e spranghe. Ad evitare il peggio, l'arrivo provvidenziale di più pattuglie dei carabinieri. I protagonisti sono stati poi bloccati ed arrestati. Si tratta di un 18enne e un 17enne di nazionalità egiziana e un 18enne e un 17enne di nazionalità marocchina. Devono rispondere dell'ipotesi di reato di rissa. I 4, dopo le formalità di rito, sono stati sottoposti in regime di detenzione domiciliare. Uno dei partecipanti, il 17enne marocchino, è rimasto ferito. Ancora cronaca, viola il divieto di dimora, arrestato e portato in carcere. È stato trovato a Villa Seta dove non doveva stare perché sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Agrigento. Il GIP del Tribunale di Palermo Antonella Consiglio quindi ha aggravato la misura con il carcere. I carabinieri del reparto investigativo di Agrigento hanno dunque arrestato Andrea Sottile di 26 anni. Dopo le formalità di rito è stato accompagnato alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo.
E adesso a Licata, un 45enne, bracciante agricolo, originario dell'Albania ma da tempo residente a Licata, è stato ferito a coltellate a margine di una rissa avvenuta tra via Palma e via Campobello nel centro urbano licatese. L'uomo ha riportato tagli al braccio e traumi al volto ed è stato portato al San Giacomo d'Altopasso. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, ma torniamo tra pochissimo con nuove notizie. E adesso un'auto si ribalta in mezzo alla carreggiata, muore un 38enne nel Messinese. Una tragedia si è verificata nella serata di ieri sulla statale 113 tra Sant'Agata Militello e Torrenova, causando la morte di un 38enne. L'uomo, originario di Sant'Agata Militello, viaggiava a bordo della sua auto che improvvisamente, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata a pochi chilometri dal centro abitato. L'auto ha prima urtato contro il terrapieno situato sulla corsia opposta e poi si è ribaltata, finendo in mezzo alla carreggiata. Il conducente è morto sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni, il 38enne viaggiava in direzione del centro di Sant'Agata Militello. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Sant'Agata Militello, oltre ai carabinieri della locale compagnia per i rilievi e le indagini di rito. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. La notizia è subito arrivata da amici e familiari che in pochi minuti hanno raggiunto il luogo della tragedia. Per diverse ore la strada statale 113 è rimasta chiusa al transito per permettere all'autorità giudiziaria di eseguire gli accertamenti del caso per chiarire le cause dell'incidente. La comunità di Sant'Agata Militello in queste ore si stringe al dolore della famiglia in attesa di dare l'ultimo saluto al 38enne. E di 2 giovani vittime il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Partinico, in via Principe Umberto. A perdere la vita sono stati Cristian Abbate, di 25 anni, e Leonardo Di Blasi, di anni 21. Secondo le prime ricostruzioni trapelate, la causa principale dell'incidente sarebbe l'alta velocità. Alla guida della Fiat Grande Punto c'era il più grande dei 2 ragazzi e, secondo quanto ipotizzato dalla polizia municipale, che ha effettuato i rilievi sul posto, l'auto al momento dell'impatto potrebbe aver superato i 100 km/h. Dalle prime analisi sembra che un errore di manovra possa aver preceduto la tragedia. La vettura lanciata a forte velocità avrebbe dapprima urtato un muretto a bordo strada, per poi schiantarsi con estrema violenza contro il portone in ferro di un garage. L'impatto è stato devastante. L'auto ha distrutto parte del muro dell'edificio, terminando la sua corsa contro un furgoncino parcheggiato all'interno del garage stesso. Le salme sono state restituite alle famiglie. La procura non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia. Intanto, a lanciare il suo appello ai giovani, il primo cittadino di Partinico, Pietro Rao, accompagnando anche il suo più sentito cordoglio. Cari concittadini, così comincia il suo post sulle pagine social. Questa notte la nostra comunità è stata colpita da una tragedia che ci lascia tutti senza parole. 2 giovani vite, quelle di Cristian Abbate e Leonardo Di Blasi, sono state spezzate troppo presto in un drammatico incidente stradale avvenuto in via Principe Umberto. A nome mio personale e dell'intera amministrazione comunale esprimo il più profondo cordoglio e la nostra vicinanza alle famiglie colpite da questo immenso dolore. Non ci sono parole che possano colmare un vuoto così grande, ma vi siamo accanto in questo momento di indicibile sofferenza. Voglio rivolgere anche un messaggio ai nostri giovani: la vita è un dono fragile e prezioso che va custodito con cura e responsabilità. Ogni scelta, ogni gesto sulla strada può fare la differenza tra la vita e la morte. Vi prego, siate prudenti,
pensate a voi stessi, alle vostre famiglie, ai vostri amici. Nessuno è invincibile e nessuno merita di dover affrontare un dolore così devastante. Christian e Leonardo resteranno nei cuori di tutti noi. Che il loro ricordo ci guidi verso una maggiore consapevolezza e rispetto per la vita. Il sindaco Pietro Rao. Al via la preselezione regionale per soccorritore acquatico da inserire nel corpo dei Vigili del Fuoco. Si sono svolte a Messina le preselezioni per il prossimo corso regionale di formazione per soccorritori acquatici 2025. A far da cornice l'attività l'impianto natatorio comunale di Villa Dante, un centro di vita per la cittadinanza messinese, che ha ospitato le 22 unità dei Vigili del Fuoco provenienti da tutte le province della regione. Le preselezioni, coordinate dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco Sicilia, rientrano nell'ambito delle attività di aggiornamento e specializzazione del personale del Corpo Nazionale. Il Comando Vigili del Fuoco di Messina, in collaborazione con il Consorzio Sportivo della Villa Dante e del Comune di Messina, è riuscito a organizzare al meglio la giornata di preselezione. Sono state strutturate per valutare la capacità dei candidati di operare in scenari complessi, simili a quelli reali, dove è necessario il pronto intervento in ambiti acquatici. A seguito di questa selezione verrà scelto il luogo idoneo per il corso definitivo di formazione dei soccorritori acquatici, che vedrà coinvolti i partecipanti nelle esercitazioni avanzate e nella preparazione specialistica. Questo corso rappresenta una delle molteplici iniziative destinate a garantire un elevato standard di preparazione per gli operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, pronti ad intervenire in caso di emergenze acquatiche. Cari ragazzi, confidiamo in voi nel combattere, nel contrastare il fenomeno mafioso, perché voi ragazzi non solo siete la società del presente, ma rappresentate e rappresenterete la società del futuro. Pensavo a quel periodo, ero un giovane studente universitario in quel periodo, impegnato nelle attività dell'università, ero stato eletto negli organismi universitari, ero impegnato in azione cattolica e vedevamo passare sotto di noi tutte queste grandi personalità falcidiate da un sistema che era quello mafioso, che praticamente buttava a terra le migliori energie della nostra società di quel periodo. E pensando a questi momenti da giovane studente universitario, mi chiedo oggi, la strada che è stata fatta da allora fino ad oggi, è passato tanto tempo, io mi auguro che le giovani generazioni veramente facciano proprie queste idee di legalità, di lotta alla mafia, perché se no il futuro, se non viene portato avanti con le vostre gambe, sarà veramente difficile. Oggi stiamo celebrando Boris Giuliano, ma ce ne sono tantissimi, non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Quello che è stato il nostro passato. Un popolo che non ha memoria non ha futuro. Noi ci siamo, i nostri studenti sono qua, siamo ben felici, alcuni nostri studenti sono partiti, stanno andando alla volta di Palermo. Ai noi ci sono tante e troppe queste manifestazioni, speriamo che nel tempo rimangano soltanto queste e tutte le altre siano manifestazioni di gioia, di crescita per tutti noi e per i nostri ragazzi, con l'augurio che ci si possa vedere per manifestazioni di
profonda riconoscenza sicuramente, ma di crescita comune. Sono molto onorata di essere qui, di rappresentare la Commissione europea e di condividere i valori della giornata. E per questa ragione in Commissione hanno mandato una bandiera che simbolicamente consegno. Io ricordo quando questa barca era stata appena acquisita dalla sezione di Castellammare ed eravamo felicissimi perché ancora una volta una imbarcazione veniva tolta dalle associazioni criminali, ma soprattutto eravamo contenti perché facciamo risparmiare lo Stato per la rottamazione. Con gli altri dirigenti regionali prendiamola, facciamo sì che anche a Castellammare si potesse instaurare così un polo di legalità, perché noi siamo un'associazione aperta, siamo un'associazione che coinvolge le scuole, coinvolge i ragazzi, coinvolge la cittadinanza, perché vogliamo essere appunto un presidio di legalità, di sport e di valori sani. Ricordo con quanti sacrifici i dirigenti della sezione l'hanno sistemata, perché le imbarcazioni non arrivano come l'avete vista, ma arrivano veramente disastrate, quindi hanno fatto grandissimi sacrifici con lavoro anche personale per sistemarla, e vederla qui, vederla partire per Palermo, perché parteciperà alla veleggiata legalità che ci sarà a Palermo e quindi con tutte le altre barche. Un grande grazie ovviamente alla famiglia Giuliano per aver subito accolto il nostro invito. E adesso lo sport, presentata stamane alla stampa, la squadra di calcio Atletico Agrigento. Abbiamo l'intervista al presidente Michele Fodale. Si presenta alla città e ai propri tifosi l'Atletico Agrigento, un club, ecco qui abbiamo il presidente Michele Fodale, e parte un nuovo progetto. Vediamo un po' di che cosa si tratta, Presidente. È un progetto che tende a valorizzare i giovani della nostra città, della nostra provincia. È un progetto in cui crediamo perché nasce dalla scuola calcio Atletico Agrigento, su cui da anni lavoriamo sui nostri bambini, compresi i nostri figli, e quindi abbiamo deciso di rilanciare il calcio ad Agrigento partendo appunto dai giovani. È un progetto ambizioso, a lungo termine. È un progetto che vedrà la possibilità di fare sport anche in nuove strutture a cui miriamo per rilanciare appunto la possibilità di uno sport aperto a tutti, e quando parlo di tutti il mio desiderio è aprire lo sport anche ai diversamente abili della nostra provincia. E poi, non per ultimo, appunto dare la possibilità di un percorso di crescita a questi giovani per poterli fare arrivare nella nostra prima squadra. Ecco, voi presenterete una vostra squadra dei campionati diciamo minori della FIGC. Da quale campionato pensate di ripartire? Oggi la situazione credo sia ben chiara a tutti, nonostante le numerose voci che abbiamo sentito in questi giorni. Fondamentalmente oggi a bocce ferme sicuramente il campionato da cui tutti possiamo iniziare è la terza categoria. Ci saranno sicuramente delle possibilità di ripescaggio che non ci lasceremo scappare. Stiamo lavorando ancora in questi giorni per vedere e capire se ci sono possibilità vicine a noi per poter ambire a qualcosa di più, ma in questo momento siamo sinceri con noi stessi e con la città e diciamo che possiamo aspirare nel migliore dei casi alla seconda categoria. Dunque è tutto in stand-by anche per la scelta del futuro tecnico, perché tutto dipende da quale categoria ripartirà l'Atletico Agrigento. Sì, è corretto, lo staff tecnico abbiamo già individuato dei nostri collaboratori che appunto supportano il progetto da diversi mesi. Calciatori e staff tecnico verranno comunque definiti nel momento in cui avremo certezza della categoria e del campionato che andremo a disputare. Dovesse fare un messaggio, rivolgere un messaggio ai tanti tifosi che sono rimasti senza calcio ad Agrigento, cosa direbbe? Dico solamente che noi stiamo investendo
in questo progetto partendo dai nostri figli, quindi non è nostra intenzione fare e dare false aspettative, perché appunto la cosa più cara che abbiamo la stiamo mettendo in gioco, che sono i nostri figli. Speriamo di poter riavvicinare tutti i tifosi agrigentini e dell'Interland di Agrigento al calcio. Speriamo, abbiamo già presentato domanda per poter giocare allo Stadio Esseneto, quindi speriamo di vederli numerosi a tifare i nostri colori bianco-azzurri e quindi vi aspettiamo con ansia. E ancora sport, calcio, Carmelo Lentini ci riferisce di playoff, promozione, eccellenza, terza categoria e finale under 15. Dopo lo scudetto assegnato al Napoli a conclusione di un campionato della massima serie combattuto e incerto sino alla fine, e dopo la debacle delle compagini siciliane di B&C con Palermo e Catania fuori dai playoff promozione, l'attenzione adesso si sposta sui campionati minori. Si disputano infatti domenica a partire dalle ore 16 le partite di andata delle semifinali della fase nazionale tra seconde classificate del campionato di eccellenza. In campo il Gela del Girone A siciliano contro il Venafro, che è una squadra che gioca nel campionato del Molise. E poi ci sarà anche Elettra Marconia della Basilicata contro il Modica, che è della Girone B della Sicilia. La gara si gioca a Pisticci. Le partite di ritorno a campo invertite si disputeranno il prossimo 1 giugno. Le squadre che supereranno il primo turno si affronteranno l'8 giugno l'andata e il 15 giugno il ritorno. Eventualmente la promossa tra Gela e Venafro se la vedrà con la vincente tra Canosa e Battipagliese, mentre chi supererà il primo turno tra Modica ed Elettra Marconia affronterà la vincente tra Reale Normanna e Rossanese. Le due squadre vincenti passano al secondo turno e saranno promosse in Serie D. Scendendo sempre di categoria, finale playoff di terza categoria. Infatti Bovo Marina Montallegro affronterà in casa il Don Bosco Casteltermine. Allo stadio comunale montallegrese si inizierà alle ore 16. In caso di parità, al termine dei tempi supplementari saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di inferiorità di ulteriore parità accederà in seconda categoria la società meglio classificate al termine del campionato. Ottimo chance dunque per la squadra che gioca in casa, in questo caso il Bovo Marino Montallegro, ma nel calcio può succedere di tutto. Si va in campo per disputare la finale del torneo Valle dei Templi Under 15. Ad affrontarsi a partire dalle ore 10:30 di domenica 25 maggio saranno Atena e Castrum Favara. La gara si disputa allo stadio comunale di Raffadali. In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'attuazione dei calci di rigore. Termina qui il nostro telegiornale, vi ringraziamo per averci anche oggi seguito, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni che troverete sul canale 93 alle 15, alle 20 e alle 9 del mattino, sul 268 in tutta Italia e ancora con la web tv sul sito www.televideoagrigento.tv e ancora sui nostri canali social numerosi, Facebook e ancora YouTube. Troverete i nostri servizi e il nostro telegiornale, le nostre trasmissioni. A tutti un buon weekend e un appuntamento con le prossime informazioni che vi verranno da TV a Notizie. Arrivederci.